Benvenuti alla Stella Azzurra, questa è la 9ª giornata del campionato di Serie A2 Lega Calcio 8. A sfidarsi questa sera alla Stella Azzurra il Franco Picchiapò contro il Dia Solution. Dia Solution appena scavalcato dalla Tony Ponzi Investigazioni, quota 20. Si è appena imposto il Tony Ponzi per 6-2 sui Blue Eyes Capitolini. Dovrà tentare di raggiungere i 3 punti per tornare in prima posizione. Quota 23. Franco Picchiapò, quarta posizione, 13 punti. Che loro dovranno cercare i 3 punti per non allontanarsi troppo dalle prime posizioni. Si preannuncia un match entusiasmante anche questo delle 10:30 qui alla Stella Azzurra. Si parte. Franco Picchiapò in possesso, in maglia rossa, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Lancio lungo a cercare gli attaccanti, chiude bene la difesa del Dia Solution. Si combatte a centrocampo. Franco Picchiapò in possesso, sull'out di sinistra. Tenta addirittura la conclusione, da lontanissimo. Controlla Erasmi. Battuta corta di Erasmi che dovrà battere con le mani. Si dovrà ripetere. Pressing alto degli attaccanti del Franco Picchiapò, efficace. Felicetti sarà il centrale d'attacco del Franco Picchiapò, con il numero 11 che va a pressare. Già subito attivo, accompagnato dal numero 7, Urbani. Dia Solution adesso lascia scorrere il pallone, forse involontariamente, l'attaccante del Dia Solution. Capitano, numero 10, Mosca Mirko. Dia Solution. Chiude lo spazio centralmente il Franco Picchiapò. Calcio d'angolo, il primo del match è per il Dia Solution. Tamburlani solo in area, adesso raggiunto dal compagno, marcato a uomo, il capitano del Dia Solution. Cross in mezzo interessante, anticipa il difensore del Franco Picchiapò. Deve salire in fretta il Franco Picchiapò. Il Dia Solution adesso rinviene il centrocampista alle spalle. La conclusione dalla distanza del numero 6 trova il palo. Sfortunatissimo. Prima occasione da rete del Dia Solution al 4° minuto. Scende a prendere palla Bargellini per Tamburlani. Tommaso lungo, cercare l'attaccante adesso che non trova lo stop. La conclusione interessante, esce fuori di pochissimo. Buona a sinistra a giro, non trova la porta veramente di poco. La conclusione ancora pericoloso il Dia Solution, vicino già 2 volte, la prima addirittura al palo, colto dal numero 6 Tamburlani. Franco Picchiapò
rimessa in zona d'attacco. Tamburlani copre bene il pallone, si gira per rinviare, trova la deviazione, rimessa laterale. Buona l'azione difensiva del numero 6 Tamburlani Tommaso. Valentini, il senza numero del Dia Solution. Lancio lungo a cerchiare il numero 7 di Michele. Mette giù bene il numero 7 del Franco Picchiapò, che tenta la giocata al volo. Urbani, era difficile trovare la coordinazione per l'impatto giusto. Sguardo in avanti di Bargellini, che scruta i movimenti dell'attacco, sceglie invece la soluzione corta per il numero 5 Fiorini. Si gira bene numero 7, adesso alza troppo il pallone, allora anticipato, perde il possesso. Tamburlani fa avanzare i suoi, rimessa laterale in zona d'attacco di Michele. Finta il cross, serve ancora sulla destra, sulla sinistra, scusate. Può rinviare il Franco Picchiapò. Deve ricominciare Fiorini. Ragiona il Dia Solution. Bargellini. Lungo trova il compagno che aveva messo giù un pallone difficile. Rinviene il numero 3 che ottiene la rimessa dal fondo. Ottima la chiusura di Pinelli. Castellani rinvia lungo con le mani. Valentini tocca il pallone. In possesso numero 11, la sradica Valentini. Numero di Valentini chiuso bene. Esce il numero 13 Galea James Alexander. Franco Picchiapò con il numero 3. Il colpo di tacco trova il compagno numero 8 che cerca un compagno in mezzo all'area di rigore che non si muove l'attaccante. Quindi l'assist non trova il compagno, può ripartire il Dia Solution. Fiorini. Lancio lungo a cercare l'avanti, numero 11, che si gira. Il numero di Valentini. Va fuori due avversari, ancora in possesso. Capitano numero 10, cerca la conclusione con il sinistro. Murato. Attenta alla difesa fino adesso, quella del Franco Picchiapò. Anche se il Dia Solution ha già trovato il legno. Fiorini. Bargellini. Lungo. Accorreva il compagno. Blocca sicuro Castellani. Fiorini devia il pallone. Esce Erasmi che serve velocemente. Difensore laterale. Cambia lato d'attacco. Dia Solution. Il numero 8 trova 10 che fa un buon movimento. Adesso la piattone a cercare il secondo palo. Interessante conclusione di Sozzi Alessandro. Sembra prendere sempre più fiducia al Dia Solution. Valentini stacca. Non sarà facile comunque per Tamburlani e compagni. Tra le soluzioni che Franco Picchiapò sembra essere ben organizzato. Fiorini. Bargellini allarga per Fiorini. Bargellini trova il compagno che fa sponda di prima. Stava per trovare il compagno. Valentini. Buona tecnica individuale di Valentini. Può ricominciare l'azione da Fiorini.
Bargellini, Valentini, Tamburlani, cerca la giocata di prima, quasi gli riesce, lascia scorrere Sozzi, rimessa laterale, la conclusione da lontanissimo, Murata, Fiorini dalla difesa, il numero 8 non trova la coordinazione, Bargellini, cercato la conclusione da centrocampo, c'è la sponda, cercare il compagno, buona l'idea. Bargellini, Fiorini, movimento delle attaccanti, pallone infine in possesso del Franco Picchiapò, buona l'azione del numero 8, intervento pulito sul pallone di Capitan Tamburlani. Fiorini, buono lo stop di Tamburlani, c'è Valentini servito benissimo, ancora occasione per il Die Solution. Castellani lungo, Franco Picchiapò adesso attacca con 3 elementi, la conclusione interessante in scivolata, stava per trovare lo specchio della porta, primo squillo del Franco Picchiapò. Bargellini, Valentini, venuto a prendere palla in difesa, Valentini adesso avanza, guadagna metri il Die Solution, c'è la giocata, passaggio centrale intercettato, può ripartire il contropiede fermato da Valentini, ancora lui, c'è la conclusione con il sinistro, impreciso il portiere, ma potente la conclusione di Valentini che trova il vantaggio al 13° minuto di questo primo tempo. Die Solution 1, Franco Picchiapò 0. Virtualmente primo Die Solution, quota 23. Si riconquista la vetta. In questo momento il Die Solution si sblocca il match al 13°. Anche l'aggancio Tamburlani che serve bene Valentini, deviato il passaggio. Possesso allora del Franco Picchiapò. Fiorini, Bargellini, lascia poco spazio il Franco Picchiapò. Con pazienza adesso il Die Solution cerca lo spazio giusto per offendere. Pronti i difensori del Franco Picchiapò a respingere gli attacchi del Die Solution, che poco fa però ha trovato il vantaggio. Con la conclusione di Valentini dalla distanza era potente. Tamburlani controlla, si porta presso 2 avversari, c'è la conclusione ancora deviata del numero 8, blocca Castellani che va lungo, spizzata di testa, cercare l'incursione di Felicetti che non segue, e allora possesso del Die Solution che può ricominciare, lo fa ma non con la giusta calma. Adesso però chiude in fallo laterale, poteva lasciar scorrere il pallone, era l'ultimo uomo.
Fiorini. Passaggio di prima del numero 4, fallo in attacco del Dia Solution. Numero 4, trattasi di Lorenzo Musu. Castellani. Lungo Castellani, direttamente tra le mani di Erasmi. Fiorini. Si allarga il numero 4, Musu. Bargellini. Il metronomo del Dia Solution. Si abbassa sempre a prendere il pallone. Si muove tra le linee. Adesso si allarga sulla sinistra. Non lo vede Fiorini. Ricomincia con calma. Chiama palla. Il numero 8. Non viene servito. Azione sulla destra. Adesso c'è lo spazio. La conclusione. Ribattuta. Adesso c'è direttamente la conclusione. Stava per sorprendere Castellani la conclusione del numero 8. Time out chiamato dalla panchina del Franco Picchiapò. Si ricomincia a giocare, 15° minuto del primo tempo. Dia Solution in vantaggio sul Franco Picchiapò. Sacco di testa, cercare il compagno. L'occasione. Secondo squillo del Franco Picchiapò. Deve rimanere concentrato il Dia Solution in avanti solo di un gol. Bargellini. Fiorini. Cambio gioco a cercare Musu che mette giù. Viene sul pallone. Lascia scorrere il numero 5 Fiorini, che serve però il numero 7 dei Rossi, che subisce fallo. Posizione interessante per il destro del numero 9. Anzi, sarà il numero 6 a incaricarsi. Lascia il numero 3. La battuta per il Franco Picchiapò. Pinelli. Emanuele, che andrà col mancino. Vediamo se cercherà una conclusione di potenza. Portiere e 2 difensori sulla linea di porta. Conclusione di potenza. Attento il portiere sul suo palo a respingere la conclusione potente del numero 3. Franco Picchiapò non ci sta e allora attacca a testa bassa. Sono 4. Adesso la trama offensiva di prima non trova la porta, il colpo di testa del numero 8. Buono l'attacco adesso del Franco Picchiapò, che aveva trovato lo spazio giusto per offendere. Alla conclusione del numero 8 Morganti. Su Castellani, sbagliato il suo rilancio in avanti, lascia scorrere il numero 6 Tamburlani. Scende Valentini. Fiorini. Valentini. Lancio lungo che non trova il compagno. Deviato. E allora calcio d'angolo per il Dia Solution. Sozzi, Alessandro alla battuta di questo calcio d'angolo. In area il numero 10 e il numero 6. Palla fuori, il numero 4 che stava per impossessarsi del pallone libera la difesa. Il Franco Picchiapò. Valentini a rimettere su Fiorini. Dietreggia. Sguardo in avanti. Cambia lato per Bargellini. Scende Musu, non servito, sceglie d'altra parte, bellissimo il lancio, anche lo stop di Valentini. Buona la finta, ancora un'altra giocata, subisce anche fallo da posizione interessante. Buona la giocata del numero 6 del Dia Solution, trattasi di Tommaso Tamburlani. Sulla palla Valentini con il mancino. E Bargellini.
Vediamo quale opzione sceglierà il Dia Solution per cercare il raddoppio. 19esimo. Valentini trova la barriera. Franco Picchiapò deve salire. Buona la gestione del pallone del numero 9 che si gira più volte. Rischia qui. Infine c'è il lancio lungo. Tenta la difesa. Guadagna metri il Franco Picchiapò, adesso rimessa laterale. Cercare il fondo. Non riesce a mantenere il pallone sul rettangolo di gioco. Rimessa laterale in zona d'attacco. Sarà il numero 6 del Franco Picchiapò a rimettere questa. Vicario. Palla buona al centro dell'area. Deviato il tiro del numero 8. Smorzato. Non trova lo specchio. Tamburlani mette giù. Retropassaggio per far ragionare gli uomini in maglia nera. Fiorini. Scende Musu. Fiorini. Valentini si fa vedere qui sulla sinistra. Lancio lungo, esce Castellani, blocca. Castellani. Valentini, ottima la sua partita fino adesso, man of the match. Valentini, senza numero di Assolution. Tenta la giocata di prima, il Franco Picchiapò. Difficile trovare spazio in questo modo. Giocata forzata. Lancio lungo. C'è la spizzata di testa di Valentini. Castellani. C'è l'occasione per il numero 7 che va a concludere. Un tiro cross che trova gli avversari. Ci sarà ancora calcio d'angolo per il Franco Picchiapò. Urbani alla battuta, tiro cross sul primo palo, chiude la difesa. Riparte il Dia Solution, toccato da dietro Tamburlani. Ammonito il difensore che marcava uomo, il capitano della Dia Solution, che si è girato bene. Non ha potuto evitare il fallo, il numero 6 e l'ammonizione. Bargellini sulla pallone. Fiorini gliela ridà. Conclusione della distanza di Bargellini. Trova l'attento portiere, la conclusione era potentissima. Scendeva. Pericolosa la traiettoria. Calcio d'angolo. Per Dia Solution. Lungo sul secondo palo. Conclusione al volo di Valentini. Era difficilissimo. Bargellini. Tirano da tutte le parti gli uomini in maglia nera. Tamburlani non riesce a servire il compagno. Libera la difesa del Franco Picchiapò. Dia Solution costretto a ricominciare con Fiorini. Valentini. Musu, la rateata di prima. Adesso in gestione completa della partita il Dia Solution. Franco Picchiapò deve ripartire bene. Le basi tecniche adesso Valentini. Spinge il difensore legalmente. Tamburlani serve sulla destra del compagno che ricomincia senza troppe pretese. Adesso Fiorini in mezzo, chiude il centrale bene, raddoppio sull'attaccante. Non riesce a ripartire bene il Franco Picchiapò, sicuramente pressato, la pressione alta della Dia Solution non lascia spazio.
alle ripartenze. Rimessa lunga, Fiorini chiude. A rimettere Vicario, trova il compagno che non riesce con la spizzata di testa a trovare lo specchio della porta, palla che finisce alta. Dia Solution con Bargellini, ancora lancio lungo, cercare direttamente Tamburlani, Castellani attento con i pugni, spazza tutto, Valentini copre bene il pallone, serve credibilmente Tamburlani, agli occhi dietro la testa Valentini, ancora lui, basi tecniche importanti queste del senza numero del Dia Solution. Tamburlani mette giù, benissimo, Valentini, cross in mezzo, fine primo tempo, Dia Solution controlla la partita ma è avanti solo di una rete. Tutto pronto per la ripresa, Dia Solution in vantaggio con la conclusione della distanza di Valentini che non ha trovato attento il portiere, gestisce bene il possesso il Dia Solution, conclusione da centrocampo, attento il portiere, blocca in due tempi. Lancio lungo, c'è lo stacco di testa, stava per anticipare il portiere, il numero 9, che trova la deviazione dell'estremo difensore, allora calcio d'angolo per il Franco Picchiapò. Cross teso, attento il portiere Erasmi, rinviene il difensore su Tamburlani. Rimessa laterale per Franco Picchiapò, battuta velocemente, siamo sull'out lungo, l'out di destra, pressato da tre avversari, riesce a servire con un rimpallo il compagno, fallo in attacco del Franco Picchiapò, ravvisato dall'arbitro. Fiorini per Valentini, c'è un richiamo per la panchina del Dia Solution. Fiorini ricomincia per Valentini, lo stacco di testa imperioso a servire il numero 7 che tenta l'esterno destro. Castellani lungo, Fiorini si poggia sulle spalle del difensore, lo vede anche l'arbitro, allora ci sarà calcio di punizione. Il gomito di Fiorini spinge verso il basso l'attaccante del Franco Picchiapò, allora occasione per il Franco Picchiapò, gli uomini in maglia rossa sotto soltanto di una rete alla portata del Franco Picchiapò. Questo match andrà con il sinistro, rincorsa, conclusione di Potenza, non trova lo specchio della porta, torna in difesa, si riprende la fascia sinistra, il numero 3, si trattava di Pinelli. Bargellini, Fiorini, Tamburlani, lungo a cercare l'altro Tamburlani, il capitano che non riesce il controllo. Castellani corto per Pinelli, lancio lungo, anticipo, Fiorini serve sulla sinistra, Tamburlani scende, serve benissimo l'avanzata del Dia Solution, attento il difensore, c'è la conclusione della distanza tentata da Bargellini, palla ancora in possesso della Dia Solution che adesso la perde, c'è il lancio lungo deviato. I primi della classe comunque devono stare attenti perché un gol è veramente poco. Buona la gestione del pallone e la copertura del numero 3 Pinelli, tiro cross
Attento Erasmi. Blocca. Avanzata di Tamburlani. Non riesce l'1-2. E allora Franco Picchiapò può ripartire. Pressing alto di Tamburlani, efficace. Tenta il numero e perde il possesso del pallone. Tamburlani lascia al numero 4 Orlando Stefano. Rimessa lunga, Tamburlani con il petto. Pressato. Può ripartire il Franco Picchiapò. Controllo difficile. Cade a terra, non c'è fallo. C'è l'occasione per Tamburlani. L'uscita del portiere. Bellissimo l'intervento di Erasmi. Di Castellani, scusate. Ammonito. Giocatore del Franco Picchiapò. Rimane a terra. Quello del Dia Solution. Dolorante. Anche il numero 7. Scontro duro tra Urbani. Niente di grave. Si trattava di Musu. Sarà rimessa per Tamburlani, che ridà sportivamente il pallone. Possesso del Franco Picchiapò. Castellani. Lungo Castellani con i piedi direttamente in area di rigore del Dia Solution. La palla rimane lì. Palla in possesso del numero 4 che trova un varco atterrato al limite dell'area. Fallo, punizione interessante. Atterrato al limite dell'area l'attaccante. Palla battuta al numero 3 del Franco Picchiapò. Pinelli, occasionissima. 3 uomini in area, uno fuori, lasciato libero. Il numero 9 Fratini. Tamburlani deve stare attento. Va Pinelli, spreca tutto. Forse ha tentato la conclusione, è troppo forte il cross che si perde addirittura in fallo laterale. Può ripartire il Dia Solution, occasione persa per il Franco Picchiapò. Ottima la chiusura di testa. Era uscito il pallone e allora ci sarà calcio d'angolo. Va la battuta di Michele, Alessio. In area di rigore va Tamburlani. C'è già il numero 11, Sozzi. Il numero 7, cross teso, Murato. Altro cross di prima intenzione, trova sul secondo palo. C'è la conclusione della distanza e c'è il gol sul primo palo trovato dal Dia Solution, che va sul 2-0 all'8° minuto di questo secondo tempo. Tamburlani, il numero 6, ha siglato la conclusione da centrocampo. Non trova lo specchio della porta, può ripartire il Dia Solution ora sul 2-0. Bravo Temperò. Temperini in pressing alto su Tamburlani, costretto al lancio lungo. Lo trova il compagno, sponda per Tamburlani, l'altro Tamburlani. Adesso Bargellini, perché trova Valentini che conclude con il sinistro. Attento Castellani in questo caso. Buona la giocata, rischiosa del numero 3 del Franco Picchiapò. Pinelli.
Fiorini. Serie di lanci lunghi adesso. C'è la deviazione di testa di Tamburlani. Temperini. Suola all'indietro. Bargellini. C'è Fratini che conquista un ottimo calcio di punizione. Copre bene palla Fratini. Sulla palla Temperini e il numero 9 Fratini. Andrà lui con il destro. Roberto Fratini. Dentro l'area di rigore. 3 giocatori, anzi 4. Ma Fratini con il destro a giro. Attento Erasmi. Incredibile salvataggio sulla linea. Occasionissima per il Franco Picchiapò. Non si capisce come non sia entrato questo pallone. Sfortunata adesso la compagine in maglia rossa. Calcio d'angolo. Sempre Fratini. Ancora calcio d'angolo. C'è la deviazione. Toccato duro. Adesso un giocatore del Franco Picchiapò. Che rimane a terra. Si rialza, niente di grave. Fortunatamente il giocatore del Franco Picchiapò. Ennesimo calcio d'angolo. Ancora occasione per il Franco Picchiapò. Manca ancora tanto. 2 gol si possono recuperare. Fischio dell'arbitro. Cross basso. Ancora calcio d'angolo. Il terzo consecutivo. Sempre Fratini. C'è cross teso. Non trova la deviazione vincente. Insiste adesso l'attacco di Franco Picchiapò con Pinelli. Tenta l'Eurogol. Time out. Sfortunato poco fa il Franco Picchiapò. Stava per trovare il 2-1. Tamburlani lungo. Bargellini controlla il pallone, non riesce a tenerlo in gioco. E allora Franco Picchiapò con Pinelli. Un show lungo. Attento allo stacco di testa del difensore. Tamburlani. Bargellini lungo per il numero 9. Rondina. Entrato da poco. Castellani lungo. Stacca Tamburlani. Tamburlani è indietreggiato. Si prende il centro dell'attacco, il numero 9. Ne è entrato. C'è il cross in mezzo. C'è libero. Franco Picchiapò adesso può offendere. Non prende bene il pallone il numero 3. Al centro dell'attacco, stavo dicendo, per il Dia Solution adesso Rondina. Lancia a cercare proprio lui. Pallone deviato. Pinelli non bene qui. Rondina cerca un colpo di tacco difficile. Accorreva Di Michele. Sempre lancio lungo a cercare l'attaccante. Fratini. Atterrato ma non c'è nulla. Erasmi. Bargellini ha lo spazio per girarsi. Lo fa. Serve Tamburlani per il numero 7 di Michele che tenta conclusione deviata. Sfortunato qui il Franco Picchiapò. Ha lasciato troppo spazio qui sulla destra per la conclusione. E il 3-0 del Dia Solution al 14° minuto con Di Michele. Si fa difficile adesso per il Franco Picchiapò. Non deve scoraggiarsi perché c'è ancora tanto tempo. Conclusione da centrocampo di Fratini. Alta. Fiorini. Valentini gestisce bene.
Buono il passaggio e lo stop del numero 7, mette giù un difficile pallone. Buona adesso l'offensiva, sinistro dalla distanza di Tamburlani per il 4-0, era centrale, non irresistibile, impreciso il portiere, 4-0 del Dia Solution. Potente la conclusione di Tamburlani che trova il 4-0. Chiama la palla Erasmi. Fiorini elude l'intervento dell'attaccante. Temperini che rientra. Si lotta a centrocampo. Valentini, prezzato alto da Temperini. Pallone scodellato, lascia rimbalzare il pallone numero 3, Pinelli. Intervento di Castellani che rinvia subito lungo. Ancora Tamburlani. Devia. Adesso Valentini. Cerca e trova il compagno. Che indietreggia e riparte da Tamburlani. Tommaso. Fiorini, largo sulla sinistra. Conclusione addirittura da dietro centrocampo di Fiorini. Pallone ancora in suo possesso. Indietreggia a favore di Tamburlani. Trova il compagno. Trova la conclusione Sozzi in spaccata. Calcio d'angolo per il Dea Solution, 17esimo del secondo tempo di Michele, cross teso, ben dosato, non riesce nel controllo, Tamburlani, Tommaso. Ancora attento il numero 6 che torna in difesa, ordinata la sua partita. Fratini ricomincia. Prestato adesso Tamburlani, non riesce nell'anticipo, rinviene l'ala, adesso Fiorini, impreciso il suo lancio, non può controllarla il numero 9, Emanuele Rondina. Pinelli, il numero 7, rischioso questa giocata, va al contrasto però. Efficace e allora può ripartire il Dia Solution. Fiorini, basi tecniche importanti anche quelle di Fiorini per un centrale di difesa. Valentini mette giù. Buona l'azione del senza numero del Dia Solution che cerca di servire Rondina. Calcio d'angolo. All'indietro per Fiorini. Difficile la conclusione tentata da Fiorini. Castellani. Sempre lungo con le mani. Fratini. Può ripartire il Dia Solution. C'è l'occasione adesso per Emanuele Rondini. C'è l'uscita attenta di Castellani. In scivolata. Adesso ancora Dia Solution. La conclusione dalla distanza un po' forzata e allora rimessa dal fondo, rimessa a cercare Fratini, mette giù bene Fratini, rinviene però
Il difensore era buono il movimento, anticipato. Fratini con la suola. La conclusione con il piatto. Ci ha provato Fratini. Fiorini. Palla buona per Fratini che non colpisce bene. Ha rischiato Dia Solution, anche se siamo comunque sul 4-0 e mancano circa 6 minuti. Fratini tenta l'assist per il numero 10, accorreva Mosca. Tenta la conclusione impossibile. Palla sul fondo. Rimette Erasmi. Corto per Fiorini. Scende Bargellini. Servito Rondini. Si muove bene Rondini. Bargellini, tunnel. Valentini di tacco. Ancora per il numero 8. Difesa attenta di Temperini che riparte. Veloce adesso il Franco Picchiapò che cerca la conclusione. Il numero 4. Si trattava di Musu. Valerio Valentini. Musu. Valentini lungo. Temperini. Adesso c'è il cross, attenta alla chiusura di Valentini. Numero 7 può prendere, raddoppiato, giocata. Buona adesso l'occasione per il numero 7. Parata incredibile sul primo palo di piede, però è palla ancora buona per il Dia Solution. Valentini. Si alza la palla Bargellini. Temperini. Cerca e trova il numero 3. Buono l'intervento del numero 3, pulito sul pallone. Rondini. Può ripartire. Toccato forse. Ancora in possesso il Dia Solution. Rondini Emanuele di punta. L'attaccante del Dia Solution, il numero 9. Rondini Emanuele sigla il 5-0. Azione centrale. Trova il primo palo con la punta Rondini. Bella azione del Dia Solution. 5-0. Pesante adesso il passivo per il Franco Picchiapò. Tiro da centrocampo. Deviato, sarà calcio d'angolo. Per gli uomini in maglia rossa. Cross in mezzo teso. C'è la conclusione. C'è l'illusione del gol. Anzi, c'è la rete di Temperini, incredibile. Sembrava uscito fuori. C'è il 5-1. Bellissima la conclusione di Temperini per il 5-1 del Franco Picchiapò. Incredibile la coordinazione di Temperini che trova un gol splendido. Forse il più bello della serata. Non conta molto, ma la coordinazione di Temperini va segnalata. Il gol del 5-1 di Temperini sarà sicuramente il top gol della serata. Conclusione di Bargellini che si perde sul fondo. Pallone che rimbalza davanti al portiere.
Buono il lavoro di Emanuele Rondini. Alza il pallone Musu per l'avanzata del numero 11. Musu mette giù. Non bene, allora può ripartire il Franco Picchiapò. Fiorini, largo il suggerimento preciso per il numero 7, intervento del numero 10, buono, di Mosca, Castellani, lungo, riesce ad anticipare Fiorini, diretto serio, c'è punizione, siamo al limite dell'area, interessante per la conclusione. Posizione il pallone il numero 10 Mosca e il numero 14 Ghirotti. Si allontana Ghirotti. Allora sarà Mosca a concludere con il mancino. Tenterà la conclusione di potenza. Ma Mirko Mosca e trova la deviazione del compagno e c'è il 5-2 del Franco Picchiapò, ma manca veramente pochissimo. Arriva addirittura il triplice fischio dell'arbitro. Finisce qui, Dia Solution si impone per 5-2 e si riconquista la prima posizione a quota 23. Dia Solution 5, Franco Picchiapò 2. Finisce questa nona giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio a 8.